Dall'allarme rosso si è già passato ad arancione, soprattutto nelle zone che erano più a rischio, soprattutto quelle della Valbelluna, dove si è deciso ieri al tavolo della prefettura di chiudere le scuole. Quindi devo dire che tutto sommato non possiamo che essere contenti che questa perturbazione comunque non ha provocato i danni e le preoccupazioni della vigilia. Si tira un sospiro di sollievo nel Bellunese e soprattutto nella Valbelluna, dove l'allerta maltempo era massima. Fortunatamente la situazione con il passare delle ore rientrate e alla fine il bilancio parla di alcune piante cadute a Carbonina e Misurina. Sul passo Cimabanche la circolazione ha subito dei rallentamenti, disagi e piante cadute nella zona di Feltre e a Belluno. A Belluno è caduto un cavo elettrico, poi abbiamo avuto qualche albero caduto, qualche colata di fango, tutte cose diciamo abbastanza sotto controllo. Passata la paura resta qualche malumore tra i cittadini per la decisione di chiudere le scuole in 18 comuni bellunesi alla luce delle previsioni del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile. Chiaramente la chiusura delle scuole, l'annullamento delle manifestazioni forse è stata una misura anche eccessiva poi rispetto a quello che è veramente accaduto, però io dico sempre i previsori che fanno le previsioni meteo non hanno la sfera di cristallo. Meglio essere stati troppo prudenti piuttosto che non il contrario e poi ci saremmo trovati a gestire le situazioni assolutamente molto difficoltose. Certo, se avessimo avuto invece le persone che giravano tranquillamente per la città, probabilmente avremmo avuto sicuramente una probabilità maggiore diciamo, di incorrere in qualche situazione critica. Io ho ricevuto tante telefonate, messaggi ovviamente di fronte a una perturbazione che così forte non arrivava. C'era un po' di vento, ma neanche più di tanto, c'era qualche temporale. Devo dire che è chiaro che la gente poi manifesta il proprio disagio. Da parte nostra ci deve essere la responsabilità che dobbiamo assumerci comunque quando il bollettino della Regione Veneto ha indicato zona rossa. È chiaro che qui c'è un rischio di incolumità per i nostri cittadini, e cui noi dobbiamo ovviamente preservare. L'esperienza maturata dopo Vaia ha portato ad una maggiore precauzione di fronte alle ondate di maltempo e alle polemiche. Padrine e Massaro rispondono così. Scottati dalla tempesta Vaia, è chiaro che questo territorio, questa provincia deve vivere veramente con grande attenzione ogni segnalazione. È chiaro che se capitano qualche errore, diciamo così, ne dobbiamo prendere atto e dobbiamo accettarlo. Dobbiamo riuscire a spiegare alla popolazione che effettuare previsioni precise è pressoché impossibile e che dopo Vaia abbiamo imparato che possono capitare degli eventi veramente molto più gravi di quello che era prevedibile e quindi ci vuole anche la pazienza di comprendere che alcune misure che vengono adottate sono adottate a tutela della incolumità pubblica.